Resta in una cella del carcere di Belluno Andrea Curtolo, l'imprenditore maestro di sci di Cortina accusato di tentato femminicidio, arrestato l'8 gennaio dai carabinieri ai quali si era presentato dopo la violenta aggressione nei confronti dell'ex moglie, ferita con un coltello al collo e al dorso. Il GIP del Tribunale di Belluno, accogliendo in toto le richieste del PM Claudio Fabris, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L'udienza si è svolta nelle scorse ore. Ad assistere Andrea Curtolo da Firenze è arrivata l'avvocata Sabrina Bolognini. La coppia era separata consensualmente da 6 anni e lo scorso novembre la donna aveva contattato il suo legale per avviare l'iter del divorzio. Curtolo e l'ex moglie lavoravano insieme. Le loro foto campeggiano nel sito della società a Cortina che si occupa di trasporto e di noleggio auto con conducente. Apparentemente non c'erano motivi per immaginare un tale drammatico epilogo. Giovedì mattina Curtolo è andato nell'appartamento al Cademai dove la donna vive con i suoi figli. Lì il rancore del 52enne ha avuto il sopravvento. Le ferite inferte all'ex moglie hanno fatto scattare l'ipotesi di reato di tentato femminicidio. Severissime le pene previste dalla nuova norma entrata in vigore a fine 2025. La vittima è tuttora ricoverata all'ospedale di Belluno nel reparto di chirurgia. I carabinieri con i colleghi del reparto operativo di Belluno hanno raccolto gli elementi utili alle indagini, mentre la procura ha chiesto ulteriori accertamenti che saranno svolti con la consulenza del medico legale Antonello Cirnelli.